Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La sanità adesso è pronto il piano per l'estate all'Annunziata di Cosenza, tra accorpamenti di unità, sostituzioni del personale in ferie, l'assistenza ai pazienti sarà garantita regolarmente. Quanto precisa il direttore generale dell'azienda ospedaliera Achille Gentile, che ribadisce: procederemo alle assunzioni. Lo sa Baldino, sentiamo. L'ospedale dell'Annunziata non è al collasso e polemica a distanza tra l'Ipasvi e l'azienda ospedaliera di Cosenza. C'è un piano per l'estate. Noi abbiamo già organizzato tutte le unità operative e quindi non abbiamo difficoltà alcuna per garantire i servizi. Ieri abbiamo riunito l'ufficio di direzione, abbiamo fatto degli accorpamenti e abbiamo garantito tutte le attività. Per quanto riguarda invece i concorsi, lei è stato uno di quei direttori che ha deciso comunque di forzare la mano nonostante il decreto 50 sia fermo e di procedere. A che punto siamo? Le procedure concorsuali sono in itiner, adesso stiamo per pubblicare il concorso di OSS, il concorso di infermieri, il mega concorso è stato già completato come iter per garantire il numero, garantire sia il numero dei partecipanti sia avviare le procedure concorsuali. Ma al momento quante sono le unità mancanti? Facciamo anche chiarezza sui numeri. Niente, abbiamo delle unità mancanti di personale medico e di infermieristico, anche di operatori sociosanitari. Ma dei numeri si possono avere, dei numeri esatti? Ma insomma siamo intorno alle 60-80 unità in complessivo. Per quanto concerne il decreto 50, ormai è definitivamente tramontato? Penso proprio di sì. E quindi come si sbloccherà la situazione? So che la Regione si sta attivando per dare l'autorizzazione alle aziende a procedere comunque a fare le assunzioni. Poi c'è una notizia che è arrivata stamattina e che il vostro modello sanità viene emulato dal Friuli Venezia Giulia. Che succede, direttore? Sì, l'ospedale di Pordenone ha fatto richiesta di alcuni graduatori dei nostri concorsi per poter accedere allo scorrimento delle graduatorie. Intanto sul fronte commissariale, dopo i rumors dei giorni scorsi, tutto resta invariato. Massimo Scura al momento non è stato sostituito né si è dimesso, resta dunque al suo posto. Probabilmente per trovare la quadratura politica bisognerà aspettare settembre.